quale dovete... Il Comune di Monfalcone per ricordare presenti e un saluto e un grazie per aver accolto appunto questo invito. Assessore Roberti, questa sera a Monfalcone per il centenario del ritorno della città all'Italia. Sì, questa sera si conclude, anzi sta per concludere un anno denso di iniziative per il ricordo del centenario della fine della Grande Guerra, una guerra che ha devastato l'Europa e in particolare i nostri territori che sono stati particolarmente coinvolti e sconvolti da quei tragici eventi. Da allora l'Europa è rinata, sono passati 100 anni, i popoli si sono uniti, quelle divisioni fortunatamente non esistono più, oggi viviamo serenamente nelle nostre comunità, delle comunità che anche in questi giorni stanno dimostrando di essere unite e compatte a fronte dei danni causati dal maltempo in molte zone colpite, in particolare in Carnia, nella Valcellina o anche nelle zone rivierasche, in particolare a Monfalcone. Monfalcone oggi tra l'altro ha un motivo in più per celebrare questa data, per celebrare quest'anno, perché i 100 anni della fine della Grande Guerra coincidono anche con il passaggio di Monfalcone all'Italia.